Un incontro col Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio per esporgli il progetto di adeguamento della rete ferroviaria del Nuorese è rimasta ferma al tracciato del XIX secolo. Lo ha chiesto il Comitato Trenitalia Nuorese, coordinato dall'avvocato Claudio Solinas, che in pochi giorni ha raccolto oltre 10.000 firme a favore di una petizione che chiede che si trasformi il tracciato Nuoro-Macomer e che passi Trenitalia nell'unico capoluogo di provincia non servito da una linea ferroviaria nazionale. Nella lettera, inviata per conoscenza anche all'amministratore delegato di Trenitalia, si spiega quale sia l'idea del Comitato per consentire la fine dell'isolamento ferroviario di Nuoro, collegato con ferrovia a scattamento ridotto a Macomer. Il progetto, si legge nella lettera, consisterebbe nel collegare la costa occidentale con la costa orientale sull'asse orizzontale Oristano-Macomer-Nuoro-Siniscola sino a Olbia. Due le ipotesi progettuali. Il primo tracciato prevede il collegamento Oristano-Costa Occidentale, Isarutas-Isarenas e di tutto il suo flusso turistico con la costa orientale, la caletta Santa Lucia. La direttrice sarebbe Oristano-Macomer, oppure Borore con una bretella di 10 km, Nuoro-Costa Orientale. Il tracciato ferroviario Nuoro-Siniscola passerebbe sulla vecchia strada provinciale 45, parallela alla 131, mediante un processo di demanializzazione e riclassificazione come strada ferrata e senza espropriazioni. Il secondo tracciato è quello Siniscola-Olbia. In questo caso occorrerebbe procedere ad espropri, ma lo scenario e l'output dell'investimento, anche se enorme, sarebbe evidente, spiega il Comitato, che chiede all'amministratore delegato di Trenitalia di valutare e studiare la fattibilità tecnica ed economica del progetto, di poter conferire col Comitato in merito alla proposta e di accoglierla. Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il Comitato chiede di fissare un incontro mediante il quale, unitamente alla Regione, a Trenitalia e all'Arst, si valuti la proposta e la richiesta formulata nella petizione.